Che vi devo dire del maestro Antonello Pillittu? Antonello Pillittu è la storia della scultura isolana, quella storia che riesce a innestarsi sulla tradizione e che alimenta il mercato privato e poi si costituisce come bene pubblico, come linguaggio artistico pubblico. E questo lavoro su Piperno di una donna nuragica. Agonia d'afasia, una bolla spessa a testa e copre solo il sogno. È un lavoro realmente spettacolare, un lavoro da Accademia Nuragica, quell'accademia cominciata 3000 anni fa, mai chiusa, ma mai neanche aperta a Cagliari. In cerca del pasta, il boss imposta, il ridosso di un fosse in sosta, ti apposta nel tosta, la prassi che esiste dimostra una postcard a posto, vendo in testa a basso costo, meglio evita, l'idiozia è un dono, c'è il condono, in naftalina il senso, la sua etica, veste un falso saio che non predica, conduce a nulla spesso, come un dogma non capire il nesso, questo ti è concesso, come in un concerto dove se tu suoni il vero stoni